Buon pomeriggio a tutti e bentrovati ai nostri Venerdì della Cultura. Questa settimana proseguiamo negli approfondimenti dedicati alla storia di Gesù. Dopo il primo intervento della settimana scorsa con Don Michele Marcato, questa sera abbiamo come ospite Don Stefano Di Donè, direttore dello Studio Teologico Interdiocesano di Treviso e Vittorio Veneto, che ci parlerà della storia di Gesù, questioni ermeneutiche. Vi ricordo poi che questa piccola serie di incontri dedicati a Gesù si concluderà venerdì prossimo con il terzo degli appuntamenti, che sarà con il professor Luigi Garofalo, docente nell'Università di Padova e presidente della Fondazione Cassamarca. Anche questa conferenza la potete seguire in diretta Facebook a partire da adesso, ma poi la potrete rivedere anche sul canale YouTube della Fondazione Cassamarca. Vi invitiamo anche, per chi avesse perso i precedenti appuntamenti, a visitare il nostro sito e ad andare a scaricare i filmati dei precedenti incontri. E inoltre, se vi collegate ai nostri social, potete sempre trovare gli approfondimenti e le notizie in tempo reale sui nostri progetti e le nostre attività. Anche questa attività di stasera fa parte del ciclo di incontri dei Venerdì della Cultura che si concluderanno il 19 giugno per questa prima parte dell'anno e che sono stati sostenuti dalla società Carlo Alberto Srl. Diamo quindi volentieri la parola a Don Stefano Di Donè e vi ringraziamo ancora per esservi collegati con noi. Buonasera. Buonasera e grazie per l'invito. Un saluto al Presidente, ai pochi presenti ma ai molti, speriamo, amici collegati che ci seguono in streaming in questo momento. Come appunto è stato detto, siamo alla seconda tappa di questa ideale trilogia, possiamo dire, dedicata alla storia di Gesù, che questa sera accosteremo da un punto di vista appunto ermeneutico. Che cosa vuol dire? Diciamo che partiamo da una domanda. Sono credibili i testi che parlano di Gesù? In qualche modo è una domanda che si pone lo storico, evidentemente, di fronte ai Vangeli considerati come documenti, non tanto come testimonianze di fede. Che tipo di credibilità possono esibire dei testi che raccontano la storia di un personaggio storico, sì, ma che continua dopo la morte? Ecco, già venerdì scorso l'intervento del professor Marcato aveva dissodato, possiamo dire, il terreno attraverso una serie di esempi molto anche concreti per evidenziare l'attendibilità storica comunque di queste narrazioni. Cioè una narrazione storicamente affidabile perché non è compromessa dalla testimonianza della fede. Ho volutamente usato il termine provocatorio di compromessa perché veniamo, come sappiamo, da una storia in cui per molto tempo i Vangeli non sono stati ritenuti affidabili dal punto di vista della ricostruzione storica, proprio perché lo sfondo sul quale si muoveva la ricerca storica era di tipo, possiamo dire, illuministico e positivistico, cioè è vero solo ciò che è ricostruibile e documentabile attraverso delle fonti certe. Certo vuol dire verificabile. Questo appunto oggi, è già stato detto, è stato in parte superato nella ricerca storica, ma rimane appunto dal punto di vista culturale una questione, che è quella di dire come questa memoria custodita dai Vangeli e appunto questa testimonianza è affidabile anche se coloro che l'hanno redatta sono testimoni appunto oculari di questa esperienza di fede. Allora dobbiamo, come dire, mettere a fuoco subito questi due concetti, quello di testimonianza e di memoria, perché i Vangeli sono esattamente costruiti come dei racconti per introdurre ad un'esperienza, appunto l'esperienza della fede. Parlo di esperienza, non di contenuto, e già questo ci fa capire che la fede non è appunto un contenuto nel quale credere, ma un'esperienza da vivere grazie all'incontro con il vivente. In ogni caso i Vangeli non raccontano un'invenzione, però vorrei partire dall'esperienza più comune. No? Noi diciamo che quella di Gesù oggi nel linguaggio corrente, quello dei Vangeli sono dei racconti. Allora, quando noi diciamo racconto, la prima cosa che pensiamo è: ma quel racconto è vero oppure no? Cioè introduciamo il concetto di verità, che è un concetto evidentemente da brividi. Parlare di verità e storia alle 18 di un giorno di giugno magari è un po' impegnativo, però non possiamo bypassare la questione. Cioè la questione di dire
il rapporto che suscita la storia di Gesù è il rapporto tra verità e storia. Ora, dicevo, la domanda che ci poniamo è: ma è una storia vera? Anche nel linguaggio quotidiano, no? Ce lo diciamo, usiamo il termine storia in senso ambivalente. Per esempio, no, la mamma dice al bambino: non raccontarmi storie, dimmi la verità, che cosa hai fatto? E non raccontarmi storie significa non raccontarmi un mito, potremmo dire, perché nel linguaggio tecnico, filosofico, noi non chiamiamo appunto favole o storie, ma chiamiamo mito. Il cristianesimo esattamente respinge la tesi di essere fondato su un mito, ma assegna al suo fondamento, della storia di Gesù, il rilievo di un fondamento storico. Ora, se parliamo di Gesù come fondamento storico del cristianesimo, dobbiamo attenerci appunto alla ricostruzione storica. Che Gesù sia un personaggio storicamente esistito è fuori discussione, sostanzialmente chiunque ha un minimo di onestà intellettuale lo riconosce, se non altro perché ne parlano Plinio il Giovane, Tacito, Giuseppe Flavio, appunto fonti extracanoniche. Ma che Gesù sia risorto, come capitò a Paolo, su questo ti sentiremo un'altra volta, risposero i filosofi all'Areopago di Atene. E anche Festo, al re Agrippa e Berenice, parlò loro della controversia tra i giudei e Paolo, riferendone in termini molto distaccati, no? Come troviamo nel racconto degli Atti degli Apostoli, al capitolo 25, versetto 19. Avevano con lui, cioè con Paolo, alcune questioni relative alla loro religione e a un certo Gesù morto che Paolo sosteneva essere vivo. È appunto la descrizione di una persona che dice: io su queste cose non entro, che questo Gesù morto è morto, che Paolo sostiene essere vivo. Quindi è, come dire, riferiamo di questo. Allora, stiamo al racconto della storia di Gesù fino alla sua fine, cioè alla morte in croce. Fermiamoci appunto con lo sguardo dello storico che si ferma sulla soglia della morte in croce di Gesù senza considerare le apparizioni del risorto. Apparizioni che come sono essenziali per capire il senso globale della narrazione. Ma se vogliamo essere rigorosi, ci atteniamo appunto alla storia di Gesù da un punto di vista non confessionale, diciamo così, e ci fermiamo alla soglia della croce. Che cosa accade di fronte a questo fatto? Qui ci potrebbe essere una sorpresa, perché chi ha una concezione rigidamente, possiamo dire, dogmatica della teologia potrebbe essere stupito proprio di fronte al fatto che è il momento della morte in croce di Gesù che avviene qualcosa. Ma che cosa? Apparentemente non avviene assolutamente nulla. Ma se noi rileggiamo i Vangeli, troviamo tracce di un'interpretazione che vede in quella morte qualcosa di diverso da tutte le altre morti. Lasciamo da parte Matteo, che appunto introduce e abbina alla morte di Gesù anche un evento di tipo apocalittico, che è il terremoto, e assumiamo per esempio il racconto di Marco. Ci fermiamo lì dove lo storico si ferma se segue il racconto di Marco, cioè al capitolo 16, versetto 39. Il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: davvero quest'uomo era figlio di Dio. Avendolo visto spirare in quel modo. Quale modo? Non è detto, non è spiegato. Qual è il modo con cui Gesù muore? Appartiene proprio alla strategia di Marco, quella di dire, come dire, mettere questo interrogativo nel lettore. Avendolo visto spirare in quel modo, allude appunto ad una modalità che fa scattare nel centurione addirittura una confessione di fede. Questo è interessante perché di fatto Marco pone sulle labbra di un centurione romano pagano, noi diremo oggi di un non credente, la professione di fede in Gesù come figlio di Dio.
All'inizio del suo Vangelo Marco nel capitolo 1 aveva detto: inizio del Vangelo di Gesù, virgola, Cristo, virgola, figlio di Dio. E questo aveva acceso la fantasia del lettore, chissà come sarà questo figlio di Dio. Solo alla fine del racconto viene riconosciuto Gesù come figlio da colui che in realtà non ha nulla a che fare con lui. Questa strategia narrativa, appunto, vuole sollecitare il lettore a cogliere una portata, cioè la portata dell'intera storia di Gesù. Come muore quell'uomo in croce? Portando su di sé il peso di una violenza subita, di una condanna subita, senza rimetterla in circolo, senza rimettere, diciamo, in circolo il male ricevuto. L'ultimo volto storico di Gesù, l'ultimo volto storico di Dio, possiamo dire, è quello di uno sguardo perdonante. Certo, è un'interpretazione, però è interessante che sia molto discreta questa interpretazione, non forza, lascia al lettore un suo percorso di riflessione, un suo percorso anche di interrogazione su quella morte. Un altro esempio, Luca. In Luca non c'è il contesto è lo stesso, c'è la frase identica, ma la parola non è figlio di Dio, ma c'è sempre il centurione romano che però dice veramente quest'uomo era giusto. Giusto. Non dice nessun titolo religioso, era giusto. Giusto nel contesto vuol dire innocente. E di fronte alla morte di quel giusto, le folle, scrive Luca, si allontanarono percuotendosi il petto. È molto coreografico, molto spettacolare questa scena, a Luca piacciono questo genere di scene, ma l'interrogativo è posto. Perché Gesù viene considerato come un giusto? Perché quella morte è ingiusta? Vedremo appunto venerdì prossimo che verrà considerato il processo perché o se Gesù è morto ingiustamente. Ma comunque un giusto e un innocente che muore fuori dalle mura della città santa, come un maledetto condannato a una morte infamante, è veramente un interrogativo per il lettore, che si pone la domanda: ma allora chi è questo giusto? Chi è? Ecco la domanda sull'identità di quella persona che muore in croce. E la domanda, chi è Gesù, fa eco a quell'altra domanda che si pone in un momento drammatico nel dialogo con il prigioniero Gesù, incatenato ma non ancora flagellato, che si pone Pilato. Gesù aveva detto: chiunque è dalla verità ascolta la mia voce, e Pilato chiede: che cos'è la verità? Appunto, una storia che interpella la questione della verità. Ora, evidentemente non pongo la questione della verità in termini appunto di una trattazione di tipo filosofico-teologico, ma non possiamo nemmeno, dicevo, aggirare la questione. Sono interpretazioni diverse, quelle di Marco e Luca, sì, ma proprio per questo ci parlano di un fatto storico, la morte in croce di Gesù è un fatto storico, che viene interpretato in chiavi diverse e diventa quindi racconto. Il racconto è sempre interpretazione di una storia. Allora, appunto, se Dio ha già operato sulla croce, in che modo interpretare quello che avviene dopo la croce? Ecco qui che si apre la cosiddetta, la chiamo così, la saga della ricerca sul Gesù storico. La chiamo saga nel senso che c'è una vicenda, 150 anni di storia che ancora continuano su questo, che focalizza l'attenzione su un problema che in realtà per il cristianesimo antico non sussisteva, cioè quello del Gesù storico o del Gesù della storia. È un problema tipicamente moderno perché appunto la figura di Gesù viene indagata da un punto di vista rigorosamente scientifico, quello dello storico, che non vuole avere nulla a che fare appunto con il punto di vista della fede e che appunto, a mio parere,
realizza di fatto sul piano della ricerca storica, biblica, quello che è il grande diciamo, tema della modernità, che è il rapporto fede-ragione, o se volete il rapporto appunto dello scontro tra fede e ragione. La ricerca, cioè il tema della ricerca storica diventa la trasposizione attraverso un campo di ricerca molto determinato di quello che è appunto il problema moderno, di come la fede è chiamata a rendere ragione di sé di fronte al tribunale della ragione, come aveva chiesto Kant. La custodia della fede appare problematica per la ragione moderna, perché impone questo criterio, diciamo, scientifico di storicità, che separa nettamente la figura di Gesù per chi non crede e lo considera solo storicamente dalla figura di Gesù dei credenti. La ricostruzione analitica delle fasi di questa storia richiederebbe un ciclo di incontri ed evidentemente non è il contesto in cui possiamo entrare nei singoli autori. Però vorrei sottolineare che questa è una questione decisiva. Nel contesto illuministico il cristianesimo non può sottrarsi alla verifica storica, pena ridursi appunto al mito di cui dicevo prima. E senza una reale storicità tutto il discorso cristiano diventerebbe appunto un mito oppure un'ideologia o una morale, appunto, cosa sulla quale il contesto illuministico spinge molto. In fondo il Gesù che emergerà da alcuni ritratti è proprio l'ideale per il cristiano borghese di fine Ottocento. Quindi è una ricerca in qualche modo che è anche di tipo culturale. Per semplificare possiamo immaginare le fasi della ricerca storica su Gesù come un dibattito polarizzato su due poli, oppure come un movimento di un pendolo da un estremo all'altro. Da un estremo abbiamo appunto la storia, inteso come il criterio della verifica storica, e dall'altra la fede. All'inizio il pendolo è tutto spostato sul versante della ricostruzione rigorosamente storica e razionale, e poi si sposta a un certo punto, lo vedremo più tardi, sull'altro pendolo, proprio sull'altra parte del pendolo, in maniera proprio agli antipodi, possiamo dire. È una questione che attraversa tutto il Novecento, il secolo breve, e che inizia con il guanto di sfida, diciamo, è gettato da Adolf von Harnack, grande storico del dogma liberale, che sostanzialmente espone il suo programma in questi termini. Dobbiamo tornare al Gesù della storia liberato dalle incrostazioni del dogma ecclesiastico. E von Harnack ricorre a un'immagine molto efficace. Dobbiamo tornare al kern, al nucleo, e lasciar perdere la sciale, la buccia. Il nucleo storico e lasciar perdere tutte le incrostazioni che la Chiesa, gli ecclesiastici hanno costruito sopra questa figura di Gesù, per rispondere appunto alla domanda non solo se è esistito, ma chi era. Ma von Harnack arriva già tardi, quando all'inizio del Novecento, con il suo libretto Che cos'è? L'essenza del cristianesimo, arriva già su una polveriera che è già accesa. E la miccia della polveriera l'aveva gettata da tempo un altro storico, Hermann Samuel Reimarus, noto agli studiosi, che applica alla ricerca storica su Gesù il famoso criterio di Lessing, che è uno dei maggiori rappresentanti dell'illuminismo tedesco, anche se la figura di Lessing è molto più complessa della posizione che adesso presento, che si trova sempre in tutti i manuali di storia. E cioè il problema che si pone Lessing, il cosiddetto problema del largo fossato, è che una storia contingente non può mai attraversare il fossato e assurgere al rango di verità necessaria. La storia contingente, che è la storia di Gesù, non può mai attraversare quel fossato e passare all'altra riva e pensare di essere appunto una verità necessaria. Come può un fatto storico assumere questa posizione? Se lo fa, risponde Reimarus, è solo per un inganno, oppure per un'astuta invenzione. E qui un po' ci divertiamo, nel senso che vorrei leggere brevemente, ma è molto, come dire, piacevole anche il racconto, un passaggio dei celebri frammenti dell'anonimo di Wolfgang Buttel, pubblicati appunto da Lessing. Siamo grosso modo tra il 1774 e il 1778.
E Reimarus cerca di, appunto, identificarsi da storico posto di fronte alla scena della morte di Gesù. E scrive così: gli apostoli avevano non solo già il sentore in base alla loro stessa esperienza, che per mezzo dell'insegnamento e per mezzo dell'annuncio del regno del Messia avrebbero potuto acquistare un discreto tenore di vita, onore, considerazione e potere in misura notevole, ma anche possedevano, come dimostra tutta la loro posteriore condotta, intelligenza sufficiente per sapere utilizzare nella maniera migliore tutti questi vantaggi. Non c'è da meravigliarsi quindi che essi, dopo la caduta delle loro speranze, nella grandezza e nei vantaggi che li attendevano nel regno del Messia, non lasciassero subito abbattere il loro animo, ma se ne aprissero una via nuova per giungere a tutto questo mediante una astuta invenzione. L'astuta invenzione è appunto la risurrezione, cioè il modo con cui lo storico razionalista Reimarus dice: ok, affrontiamo il capitolo Gesù, l'unica spiegazione logica e razionale possibile è che questa della risurrezione sia un'astuta invenzione. Questa posizione aprì, diciamo, la strada a molte altre ricerche storiche su Gesù, però in qualche modo condizionate da questo pregiudizio. Quello di dire, insomma, di che cosa stiamo parlando? Di un'invenzione. Qualcuno, come lo storico francese Renan, attribuisce questa, o interpreta appunto, questa invenzione come l'allucinazione di una donna. E che cosa c'è di meglio per screditare un messaggio se non affidarlo, siamo tra il 1823 e il 1892, interpretare quell'annuncio appunto come l'annuncio frutto di una allucinazione. Anche qui ancora più divertente il racconto, perché appunto Renan interpreta in maniera molto plastica, no? Anche i sentimenti di quella storia. E dice: la domenica mattina, cioè il mattino di Pasqua, possiamo dire, le donne con in testa Maria di Magdala si recarono di buon'ora al sepolcro. Il masso era stato spostato, il corpo non si trovava più dove era stato deposto. Nello stesso tempo nella comunità cristiana si diffusero le voci più strane. Il grido è risorto, corse fra i discepoli come un fulmine. E sentite qui, no, la penna dell'interprete. L'amore fece trovare a quel grido un credito facile ovunque. La vita di Gesù finisce per lo storico col suo ultimo sospiro, ma tanto profonda è l'impronta che gli è lasciato nel cuore dei suoi discepoli e di pochi amici devoti che per varie settimane continua a vivere e a consolarli. Da chi era stato trafugato il suo corpo? In quali condizioni l'entusiasmo sempre credulo fece sorgere insieme di racconti con i quali si cercò di stabilire la fede nella risurrezione? Mancandoci documenti attendibili, lo ignoreremo sempre. Diciamo comunque che la fervida fantasia di Maria di Magdala ebbe in questa circostanza un ruolo capitale. E conclude così: potere divino dell'amore, momenti sacri in cui la passione di un'allucinata risuscita un Dio al mondo. Di solito fa sempre un certo effetto negli studenti quando leggo queste pagine, perché, come dire, la penna di Renan è molto felice, però la cosa che colpisce di questa ricostruzione è appunto che Renan accompagna il lettore nella sua interpretazione per la manina, cioè l'interpretazione è già scritta. E è scritta, e questo è molto interessante perché questo siamo appunto alla fine dell'Ottocento, però non moltissimo tempo fa sono apparse ricostruzioni anche cinematografiche della storia di Gesù che attingevano man bassa a questi documenti, al famoso Dan Brown e tutta quella letteratura che di fatto attinge a questa letteratura ottocentesca per riscreditare nuovamente appunto il messaggio cristiano. Invenzione, allucinazione. Ecco, ogni ricostruzione che vuole essere oggettiva di fatto presuppone una precomprensione. Abbiamo visto, no, che
gli evangelisti sono molto discreti nel raccontare come Gesù muore, lasciando al lettore una sua libertà di interpretazione. Qui non c'è nessuna libertà di interpretazione, è così, è così. È interessante, no? Quindi qui il pendolo è tutto, diciamo, sulla punta, sul versante della storia, ma l'interprete di quella storia ha un ruolo decisivo. L'interprete di quella storia ti presenta un ritratto di Gesù che è il ritratto della sua idea di Gesù, anche se è presentata nella maniera il più oggettiva possibile. Ma a complicare le cose c'è il fatto che poi il pendolo si è spostato per un lungo periodo da tutt'altra parte, cioè sul versante della fede, ma in una fede in un senso quasi fideistico, razionalistico. Perché? Perché un esegeta tedesco, Rudolf Bultmann, che appunto è noto per gli studiosi, di fatto squalificherà la ricerca storica arrivando a dire che sostanzialmente non serve a niente. Cioè, è tempo perso stare qui a parlare della storia di Gesù, secondo Bultmann, perché quello che conta per la fede non è tanto che Gesù sia risorto, ma che uno creda nell'annuncio della risurrezione di Gesù. Che poi quell'annuncio si fondi su una verità storica, dice ma quello non è una cosa che non mi interessa. E c'è un passaggio di Bultmann che da questo punto di vista qui è emblematico e ha segnato di fatto per lunghi anni, condizionando anche il dibattito culturale, appunto una presa di posizione radicale, che è il momento in cui del discorso storico non interessa più. E questo appunto a scapito anche di fatto della posizione cristiana, perché in questo modo Bultmann in qualche modo si tira la zappa sui piedi, perché dice: non ho mai avuto difficoltà con il mio radicalismo critico, anzi sono sempre stato a mio agio. Io, al contrario, ho l'impressione che i miei colleghi conservatori si sentono alquanto a disagio nel Nuovo Testamento. Infatti li vedo sempre intenti a operazioni di salvataggio. Io lascio che il Nuovo Testamento pigli fuoco tranquillamente. Infatti mi rendo conto che ciò che sta bruciando non sono altro che le immagini fantastiche della vita di Gesù, la quale rappresenta proprio il Cristo secondo la carne. Ma il Cristo secondo la carne non ha per noi alcun significato. Quali sentimenti si agitassero nel cuore di Gesù, non posso saperlo e neppure lo voglio. E questo è Bultmann. Ma la forza argomentativa di questa posizione è tale che ha condizionato a lungo il dibattito, arrivando appunto a squalificare la ricerca storica in nome di una posizione radicalmente, tendenzialmente fideistica. Perché vuol dire che se tu ti posizioni così, non cerchi più un radicamento storico alla tua esperienza di fede. Appunto, ti fidi solo dell'annuncio. Qui occorrerebbe fare una distinzione che però non vorrei essere troppo scolastica, quindi soprassedo che Bultmann cavalca perché ripesca da Keller una distinzione che non abbiamo nella lingua italiana, ma solo nella lingua tedesca. Martin Keller era uno studioso che appunto distingueva o attribuiva un significato che nella lingua tedesca ci sono due modi per dire storico, historisch e geschichtlich, Historie e Geschichte. La primo significato historisch è quello che noi diciamo storico-fattuale. Lo sbarco sulla Luna è un fatto storico, diciamo noi. Poi, siccome siamo in epoca di terapeutisti, c'è un po' di tutto, cioè dice, comunque è un fatto storico, documentato. Questo è history. Invece se io dico ogni uomo ha la sua storia, dico una storia in un senso appunto più simbolico. Ognuno di noi ha la sua storia. Non dico un fatto puntuale, ma dico l'insieme della storia. Questa è la Geschichte. Allora, che cosa fa Bultmann? Cavalca questa distinzione e dice, ok, a noi interessa non tanto l'istoria, cioè la storia vera di Gesù, che quella lì è inaccessibile, ci basta la Geschichte, cioè ci basta avere il senso, no, che è esistito e il valore che Gesù ha per me. Quante volte, no, anche quando si apre la Bibbia uno dice, ma questo brano che cosa dice a me? Allora, questo sarebbe un discorso molto ampio e non entro qui, però la questione di come interpretare correttamente un testo è una questione importante, perché i due poli sono sempre lì, tra il significato oggettivo, cioè l'intenzionalità reale del testo, e il significato che io attribuisco a quel testo. Possiamo dire che nel caso di Bultmann il peso è molto sul soggetto.
Ecco, questa fase però è stata anche questa, grazie a Dio, superata e, grosso modo, da 20 anni a questa parte la situazione si è appunto equilibrata. Si è equilibrata grazie a tutta una serie di studi, sono già stati citati alcuni studiosi, Giuseppe Segalla, il compianto Giuseppe Segalla, John Paul Meyer, appunto, e un ricercatore anche britannico, James Dunn, che a partire dal 2003 ha iniziato a sfornare dei mattoni tipo questo, che sono dei testi e degli studi molto consistenti che appunto tracciano la figura di Gesù, ma anche qui né giudeo né greco. Allora, secondo questi ultimi studi Gesù non è solo appunto ebreo, ma non è né del tutto giudeo, cioè né del tutto appartenente a quel tipo di chiesa, né del tutto greco-ellenistico. Naturalmente gli studiosi poi ogni volta affinano sempre più gli strumenti della ricerca critica. Il dato che sostanzialmente vorrei, sul quale mi pare importante focalizzare l'attenzione, è che questi studi recenti hanno, come dire, rimesso in equilibrio il pendolo nel giusto equilibrio nel rapporto tra verità e storia. Cioè la fede non è del tutto sradicata da un fondamento storico e i testi che esprimono la testimonianza delle comunità cristiane hanno un fondamento storico. In che senso? James Dunn, colloca, focalizza l'attenzione sulla prima comunità cristiana, quella tra il 30 e il 70, e presenta questo profilo della comunità come una comunità testimoniale o una comunità memoriale. Sono i due termini che appunto Dunn usa di più, il termine memoria, un altro studioso usa quello di testimonianza, ma grosso modo il concetto è abbastanza simile, cioè noi dietro ai singoli evangelisti abbiamo delle comunità, non abbiamo solo il genio di Marco, di Luca, di Giovanni, ma dietro a Marco, Luca, Giovanni, Matteo ci sono delle comunità. Ecco, la mediazione di queste comunità non altera il dato storico, ma lo custodisce. Questo è il passaggio appunto decisivo per la ricostruzione storica, cioè la modalità più adeguata per avvicinarsi al dato storico è la memoria di una comunità. Nutrire un sospetto sistematico nei confronti appunto della testimonianza di una comunità non è altro che un suicidio epistemologico, dice Richard Bauckham. Suicidio epistemologico nel senso di dire: come faccio io a avere un sapere affidabile? Ecco, fidati di che cosa quella comunità ti racconta. E uno dice: perché dovrei fidarmi di quella comunità? Che sono tutti invasati. No, perché nella comunità funziona un meccanismo che funziona in tutti i sistemi sociali, che è il famoso controllo sociale. È un'espressione che usiamo anche noi, no? Tante volte. Cioè, cos'è il controllo sociale? Cioè, è il fatto che una comunità appunto custodisce correttamente quella memoria e cerca che quella memoria non sia alterata, perché dentro la comunità ci sono tante teste, tante sensibilità, ognuno ha un po' la sua visione delle cose. La comunità nel suo insieme custodisce l'affidabilità di quella memoria. Vorrei farvi due esempi di questo controllo sociale, diciamo così, per capirci, che rende affidabile la mediazione della comunità. Due esempi che richiamiamo da Paolo, non dai Vangeli. Uno è la seconda lettera ai Corinzi e uno la lettera ai Galati. In tutti e due gli esempi Paolo fa riferimento a un altro Vangelo e dice, qui un po' si difende Paolo, no? Dice: se il primo venuto, no, l'ultimo arrivato, vi predica un Gesù diverso da quello che vi abbiamo predicato noi, o se ricevete uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un altro Vangelo che non avete ancora sentito, voi siete ben disposti ad accettarlo. Allora Paolo tira fuori le medaglie e dice: ora io ritengo di non essere nulla inferiore a questi superapostoli, e se anche sono un profano nell'arte del parlare, che non era vero, non lo sono però nella dottrina, eccetera, eccetera. Paolo comunque fa riferimento appunto a questo altro Vangelo e introduce questo elemento di correzione, di dire: non c'è un altro Vangelo, non deve esserci delle alterazioni. Oppure, un altro passaggio, quando si rivolge ai Galati, e anche qui, no, lì un po' li tira per le orecchie, le dice:
Mi meraviglio che così in fretta, da colui che vi ha chiamato con la grazia di Cristo, voi passiate a un altro Vangelo. Però non ce n'è un altro, se non che vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Interessante questa figura dell'altro Vangelo, che in fondo è un'interpretazione del Vangelo più giudaicizzante, cioè dicono sì, siamo cristiani, però facciamo un po' la moda vecchia, siamo ebrei, quindi noi siamo abituati a purificare il cibo, siamo abituati a tutta una serie di pratiche. Ecco, queste pratiche le teniamo anche se siamo cristiani. E Paolo dice, siete stati chiamati a libertà, cercate di essere più liberi. Vedete che c'è una questione appunto di interpretazione del Vangelo e Paolo si fa garante della corretta interpretazione di quel Vangelo. È un Vangelo di libertà, quello annunciato da Gesù, non un ritorno alle regole di prima. Sono solo 2 esempi questi, però sono molto interessanti perché ci mostrano in fondo che è possibile risalire a Gesù storico solo partendo attraverso il percorso di queste comunità, la comunità aramaica dell'origine, che poi si allarga ad altri gruppi giudeo-ellenistici e forma quella chiesa che poi sono le chiese delle prime comunità cristiane. Sono comunità all'interno delle quali ci sono delle tensioni, non sono comunità ideali. Ci sono tensioni anche di tipo interpretativo, e qui si potrebbe fare diversi esempi di come negli Atti degli Apostoli ci sono appunto dei conflitti. No? Il primo famoso concilio di Gerusalemme nasce a motivo di una interpretazione del Vangelo. Quindi è da qui che poi nascono l'esigenza, no, di discutere su alcuni temi. Quindi, come dire, ci sono questa fatica, questa mediazione che però rende molto attendibili quelli che sono i documenti che poi traspaiono dalle tradizioni orali fino appunto ai documenti scritti che sono i Vangeli, che arrivano più tardi e che sono comunque dentro il I secolo. Un tempo troppo breve perché ci sia un processo di idealizzazione o di simbolizzazione. È un tempo in cui già la comunità ha un'idea abbastanza precisa di Gesù e lo celebra, quindi c'è l'elemento del culto che entra dentro anche i testi del Nuovo Testamento. Quali sono i tratti, possiamo dire, che emergono da queste ricostruzioni storiche? Quelli dei Vangeli, possiamo dire. Sono dei tratti che possiamo riconoscere all'interno dei Vangeli e che riguardano appunto la figura storica di Gesù. I tratti, possiamo dire, di una personalità assolutamente unica e singolare. Possiamo riconoscerne almeno 5 brevi pennellate che possiamo dare a questa figura di Gesù, alla figura del Gesù storico. La prima pennellata riguarda la sua relazione intima e filiale con il Dio che lui chiamava Abba. Appunto, Gesù era ebreo, ma si coltivava un rapporto personale con Dio che appunto arriva a chiamare con il termine Abba. È molto singolare questo, nel senso che la relazione cultuale era mediata di solito appunto dalla celebrazione della sinagoga, dall'ascolto della parola. Ora, avere dei tempi, diciamo, personali di preghiera, così come noi intendiamo oggi, era assolutamente una novità. Questo rabbino che si ritirava e che coltivava questa relazione con il Padre. Una relazione molto singolare. Secondo tratto, la sua autorità nell'interpretare le scritture di Israele. Autorità nel senso che lui arriva a dire, e questo Vangelo di Matteo è molto chiaro, arriva a farsi carico di un'interpretazione autorevole. Vi è stato detto, ma io vi dico. Mosè ha scritto, ma io vi dico. E uno dice, ma insomma, chi sei tu? Sei tu più grande di Mosè a dire questo? L'autorità con cui Gesù interpreta le scritture di Israele. Questa autorità gli viene riconosciuta e
però gli causa anche una serie di problemi, tanto che appunto verrà processato e condannato per questo, per il reato, diciamo, di blasfemia religiosa. La sua autorità nell'interpretare le scritture. Un'autorità che però diventa capace di coinvolgere un gruppo di persone, rovesciando la pratica giudaica per cui erano i discepoli a scegliersi il rabbino. Gesù invece chiama il gruppo attorno a sé. Anche questo è un'anomalia del sistema religioso. Chiama attorno a sé un gruppo e addirittura delle donne che lo seguono e lo assistono. Un gruppo itinerante. Questo bastava già a mettere nei guai Gesù. Terzo tratto, ed è forse quello anche più interessante, oggi viene molto studiato, la capacità che Gesù aveva di creare uno spazio ospitale attorno a sé nei confronti di chiunque. Questa capacità di accoglienza, questa capacità ospitale di Gesù è segno appunto della sua assoluta libertà nei confronti di se stesso. Cioè Gesù non era uno preoccupato di sé, non era uno che voleva mettere al centro se stesso, nessun narcisismo abitava la personalità di Gesù, ma solo l'intenzione di creare spazi di ospitalità e di prossimità attorno a sé. Quarto pennellata, il segno della caratteristica della liberazione, appunto, il tratto delle guarigioni o dei cosiddetti miracoli, ma anche questo chiederebbe tutta un'altra trattazione. È un tratto che qualifica la storia di Gesù, l'azione di Gesù, che poi storicamente la teologia, la Chiesa si sia polarizzata nel dire no, guarda che Gesù è la divinità perché fa i miracoli, questa è tutta un'altra storia e richiederebbe tutto un altro discorso. Cioè il fatto che l'apologetica moderna si sia concentrata sui miracoli intesi come i segni prodigiosi e tra questi la risurrezione è tutta un'argomentazione che eccede i limiti di questa trattazione. Però di fatto il segno della guarigione del male è un segno della personalità di questo rabbino. Gli altri insegnavano e basta, lui anche guariva. Sul cosa, sul come, su qualcosa si può discutere, ma il tratto c'è. Quinto, e l'ultima pennellata, la solidarietà di questo rabbino con gli emarginati. Oggi Papa Francesco direbbe con gli scartati, con i più poveri. Non era obbligato a farlo, l'ha scelto liberamente. Ora, i Vangeli sono unanimi nel tracciare un profilo di questo tipo che ho brevemente tratteggiato in queste 5 pennellate. Raccontano esperienze di incontro con Gesù che trovano solo senso alla luce poi anche della risurrezione. Ma la risurrezione, cioè il Cristo della fede, usando il linguaggio quello della vecchia scuola, il Cristo della fede, non è altro da quello storico. Casomai è oltre, ma non è altro. È un gioco di parole, però cioè, non è altro il Cristo della fede dal Gesù storico, anche se è oltre, perché siamo di fronte appunto ad un evento che supera la storia. Possiamo dire, un termine tecnico, continuità nella discontinuità. Oltre ma non altro. E vado verso la conclusione. Questi tratti della storia di Gesù ci fanno capire che la sua storia è la storia di una comunità, di una moltitudine, possiamo dire, di persone che l'hanno incrociato. Noi veniamo da una storia, dicevo all'inizio, di una tensione, no, tra la cosiddetta ermeneutica secolarizzata o demitizzata delle scritture, quella di una certa esegesi scientifica che dice noi non vogliamo contaminarci con la fede, facciamo solo gli esegeti storici e non vogliamo saperne altro, e appunto chi invece, come per esempio Joseph Ratzinger, che non si può non citare in un contesto di ricostruzione storica su Gesù, affida ad una ermeneutica della fede la responsabilità di custodire l'integralità della memoria. Ma al di là di queste dialettiche, quello che è importante, che ho cercato anche di restituire nel mio intervento, è che per un corretto approccio alle scritture
è necessario riconoscere che la verità del cristianesimo ha uno statuto narrativo. Dicevo prima, no, verità e storia. La verità del cristianesimo ha uno statuto narrativo, cioè ha un profilo narrativo che quindi si espone al rischio dell'interpretazione, continuamente. E qui c'è la responsabilità dell'interprete, continuamente. Non è una idealizzazione della prima comunità cristiana, ma appunto è la memoria della fede di una comunità che controlla e verifica in maniera molto rigorosa il passaggio dalla tradizione orale alla formazione dei testi, ma è un controllo sociale che ha attestato, possiamo dire, l'attendibilità storica di questi testi evangelici. Per cui questi testi, tutti del I secolo, restituiscono il profilo di questa comunità. Parlando di comunità, ritroviamo un tratto che è presente nel Gesù storico, cioè quello di una comunità attorno a sé. Cioè Gesù non è stato un super o un eroe, no? Come l'eroe greco, che è sempre il singolo, Ulisse, l'eroe, è lui, da solo. No, Gesù non è mai solo, osserva un teologo contemporaneo. Gesù crea attorno a sé un gruppo, una comunità. È capace di costruire relazioni nuove. Gesù non è mai solo. E proprio per questo, questa affinità tra la comunità che testimonia Gesù e la comunità che storicamente ha affiancato Gesù dà il senso anche della serietà di questa ricostruzione storica. Concludo proprio con un pensiero che ricavo da un teologo che ho seguito per il mio percorso di dottorato, che è Christophe Theobald, un gesuita francese, che in questo libretto, I racconti di Dio, pensare la teologia narrativa, presenta esattamente questo, cioè il fatto che i racconti di Dio, chiamiamoli Vangeli, sono racconti appunto di conversione, che descrivono non solo il percorso di Gesù dall'inizio alla fine, ma anche ciò che egli diviene in e per coloro che nel loro percorso incrociano il suo. Cioè chi accetta di incrociare la figura di Gesù non ne esce indenne, tra virgolette. Cioè se ti lasci provocare dalla sua personalità, resti in qualche modo, se non altro, interpellato dalla sua figura. Un interpellato perché chiunque è chiamato o può fare i conti con lui. Non solo quindi è legittima la lettura credente ed ecclesiale dei Vangeli, ma è legittima anche la lettura fatta da chiunque voglia dare credito a questi testi come testi che raccontano di una figura che è capace appunto di suscitare queste relazioni di prossimità. Possiamo dire, abbiamo visto il centurione dei Vangeli, davvero quest'uomo era un giusto. Oggi, osserva Theobald, ci sono molti altri centurioni, cioè coloro che osservano quella morte e si lasciano provocare, e ciascuno è chiamato a fare il suo incontro. Ecco, è anche questo un po' l'augurio dopo questa conversazione, che in realtà è un monologo, però insomma è idealmente una conversazione, cioè l'augurio di poter incrociare e lasciarsi provocare dalla figura di Gesù. Se Dio si fosse manifestato in occasione della storia di Gesù, uno si chiede, ma allora perché proprio in quella e non in altre? È il grande tema del pluralismo religioso. Ma la storia di Gesù non è l'occasione in cui Dio appare e si manifesta. Perché se noi diciamo così, diciamo qualcosa che non è assolutamente compatibile con la fede cattolica. Cioè, non solo in Gesù si manifesta la verità di Dio, ma Gesù è la verità di Dio. Solo che è una verità che accetta di essere raccontata e accetta la sfida dell'interpretazione. Ma questa appunto è un'altra storia che richiederebbe anche molti altri percorsi, e però questa storia, cioè la storia delle interpretazioni teologica, no, della figura di Gesù, la storia del dogma, chiamiamola così, è una storia che non è altra da quella che abbiamo raccontato questa sera. E allora
davvero concludo con questo augurio, cioè quello che ciascuno di noi possa accettare questa sfida o forse semplicemente questo invito, quella di leggere i racconti di Dio come delle strade possibili sulle quali possiamo incrociare la figura di Gesù e lasciarci appunto interpellare dalla sua personalità e dal suo racconto di questo misterioso Dio. Bene, con questo io penso anche di avere concluso il mio intervento e credo essere stato anche nei tempi televisivi, mi pare che sono solo 50 minuti perché vengo anch'io da giornate di streaming sfinenti, per cui credo che il limite di sopportazione davanti a uno schermo sia più che mai raggiunto da tutti. Quindi vi ringrazio per l'ascolto e grazie ancora per l'invito e auguro a tutti una buona serata.